Ieri abbiamo avuto questa conversazione con la famiglia del signor Poni, con lui personalmente, c'era la signora, e una conversazione diciamo di grande affiatamento, di grande solidarietà, di grande vicinanza da parte mia, da parte ovviamente anche di tutta l'amministrazione, e ho trovato delle persone di grande dignità e di grande coraggio, purtroppo che versano in una situazione molto disagiata, visibilmente disagiata, come purtroppo devo dire la vivono tante altre famiglie in tante altre situazioni dove la mancanza sicuramente del necessario è fortemente penalizzante per queste famiglie. Io ne vedo quotidianamente, le vedo e vengono a rappresentarmi le loro difficoltà, per le quali però purtroppo il Comune molto difficilmente riesce ad avere la possibilità di intervenire, se non con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Gli strumenti purtroppo sono, non dico pochi, ma sono diciamo stabiliti, sono precisi, e noi non possiamo derogare, così come ho spiegato, ho avuto modo di spiegare pure a loro, e ritengo che loro abbiano anche capito la situazione del Comune, dell'amministrazione, per la difficoltà che incontriamo a risolvere queste condizioni. Noi, e io personalmente, diciamo che mi sono già attivato, ma per un percorso di lunga gittata, cioè per un percorso in cui l'unità di misura non sono le settimane, non sono i mesi, ma sono gli anni, ed è quello di avere trovato un finanziamento, una fonte di finanziamento con la quale andare a ristrutturare degli immobili fatiscenti di proprietà del Comune, rimetterli in condizioni di abitabilità per utilizzarli proprio per questo scopo, cioè per darli a famiglie che si trovano in condizioni di disagio abitativo. Io direi che il signor Poni è un artista, ne ho potuto apprezzare il valore, ne ho potuto apprezzare la sua produzione, e io direi che la solidarietà migliore da parte di tutti è quella di andare a casa del signor Poni e acquistare, o comunque avere una sensibilità tale da prendere qualcosa della sua produzione e lasciare così, un contributo per la sua produzione artistica, non per la sua condizione, per la sua produzione artistica.